Serie B-Win, tutti i colori della passione. È l'11ª giornata di Serie B-Win allo stadio Marcantonio Bentegodi. Si affrontano Hellas Verona e Nocerina, due squadre che lo scorso anno giocavano in Lega Pro e che quest'oggi si esibiscono in un anticipo del venerdì sera, tutto tranne neopromosse. Entrambe le squadre arrivano da un momento non positivo, con un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite, ma confermano i propri moduli offensivi. Mandorlini schiera un 4-3-3 con D'Alessandro Ferrari e Gomez in attacco, mentre Oteri risponde invece con un 3-4-3 che culmina nel tridente Farias, Castaldo e Catania. Arbitra l'esordiente Signor Di Bello di Brindisi. Al terzo minuto subito l'ex della partita Farias improvvisa uno slalom speciale sulla fascia sinistra, ma trova solo un calcio d'angolo, non riesce a mettere in mezzo per i compagni. Sul corner seguente colpo di testa di Bruno che supera Rafael ma coglie la parte superiore della traversa. Una delle migliori squadre su paglia inattiva ai campani in questo campionato, già 6 reti prima di quest'oggi. Al 22esimo poi ci prova Catania che combina con Castaldo, la palla gli torna dopo l'1-2 ma la sua conclusione da lavoro solo ai raccattapalle e non a Rafael. Al 28esimo punizione dalla destra per il Verona, irrompe Abate ma l'arbitro annulla il gol correttamente, come possiamo vedere dal replay, per fuorigioco del terzino veronese. Al 35esimo ci prova ancora la Nocerina con Castaldo, botta da lontano, blocca però in sicurezza in tuffo Rafael. Al 41esimo ancora i campani, Farias penetra dalla destra, scarica in mezzo per Catania che ha una buona occasione ma spara alto. Finisce allora così il primo tempo, una Nocerina leggermente migliore del Verona che ha fatto fruttare poco il suo possesso palla, ma nella ripresa cominciano ancora una volta meglio gli ospiti. Al quarto minuto è Farias che, come possiamo vedere, prende palla, entra nell'area di rigore del Verona, viene steso da dietro da parte di Mareco, rigore assolutamente ineccepibile assegnato da Di Bello alla Nocerina. È la quarta volta che il Verona concede un rigore in questa stagione, nessun'altra squadra ne ha subiti di più. Si presenta dal dischetto Castaldo che con il suo tiro di destro spiazza Rafael, porta in vantaggio i Molossi. Quinta rete stagionale per Luigi Castaldo, 29enne campano ex Benevento, Juve Stabio e Puteolana. È il quarto rigore realizzato in questa Serie B-Win dei rossoneri, che appaiono così in vetta a questa speciale classifica Sampdoria ed Albino Leffe. Al 55esimo c'è questa punizione per il Verona, la conclusione di Alfredson è ribattuta, lo stesso islandese poi innesca Ferrari che viene messo giù in area. Tutto il Verona invoca il rigore ma Di Bello lascia correre. Sul proseguo dell'azione poi potremo vedere un altro motivo di protesta del Verona, mentre qui c'è il replay del contatto con Ferrari. Vediamo il cross con Ferrari che viene fermato per fuorigioco davanti al portiere, ma in questo caso, come potremo vedere ancora una volta dalla rallenti, era tenuto in gioco da De Liguori, l'attaccante della squadra di Mandorlini. Al 63esimo minuto poi cross di Pugliese dalla sinistra, messo fuori, arriva Russo che batte al volo di destro, risponde in maniera eccezionale Gori che non si fa sorprendere. Al 77esimo poi da un corner a Nocerina nasce un contropiede letale del Verona condotto dal neoentrato Berrettoni. Ferrari bravissimo a controllare il pallone, attira il raddoppio, serve pizza al 12 per Alfredson che arriva a rimorchio e batte Gori di sinistro. Terzo gol stagionale per l'islandese cresciuto nell'Hafnarfjordur, anche stasera il migliore in campo dei suoi, uno dei migliori centrocampisti di tutta la Serie B-Win, ma apprezzabilissimo anche il lavoro di Ferrari che attira 2 difensori, scarica per il compagno ed è 1-1 per il Verona che cerca attacchi nel finale, ma al 95esimo la Nocerina che ha l'ultima opportunità. Marsili ci prova su punizione, para però bene Rafael e finisce quindi 1-1 la partita. E possiamo dire che è un risultato giusto per quanto visto in campo. Entrambe le squadre rimandano l'appuntamento con la vittoria, ma riescono nel frattempo a smuovere la classifica e fanno un piccolo passo lontano dalla zona retrocessione.